L'edificio è del 1300. La chiesetta è dedicata a San Giovanni Battista in Marina. Marina è il torrente qui vicino. La meridiana sulla parte sud è del 1600. Serviva per calcolare le ore. La statua lignea è di San Giovanni. Lignea vuol dire di legno. Ai lati ci sono due ante che rappresentano l'Annunciazione. Prima al suo posto c'era la statua della Vergine Maria. Adesso al Museo di Cividale. Nel 1742 si realizzò il nuovo portale. E anche la finestra semicircolare sopra la porta laterale. Negli stessi anni viene rinnovato il tetto. In alto a sinistra c'è l'Arcangelo Gabriele che parla alla Madonna. Ci sono anche Caino e Abele. Abele dona il frutto del suo lavoro a Dio. Caino dona il frutto del suo lavoro a Satana. Disegnato come una pantegana. In alto sotto il tetto è disegnata la Madonna. Più in basso, nel cerchio, c'è Gesù. Attorno ci sono i simboli dei 4 evangelisti. Il leone e San Marco. L'Aquila e San Giovanni. L'uomo alato è San Matteo. Il bue è San Luca. Sulla parete più in basso ci sono i 12 apostoli. Il primo che troviamo a sinistra è San Pietro, in mano ha le chiavi del Regno dei Cieli. L'ultimo a destra è San Giacomo.